depositata in procura la relazione del medico legale. Il giovane barman è stato ucciso con un singolo colpo esploso a contatto con la parte sinistra del capo. Al momento dell'uccisione era cosciente. Omicidio di Marghera con la morte del 30enne di origine bengalese a 3 giorni dal violento pestaggio e caccia ai killer. Parrebbe si tratti di un gruppo di uomini dell'Est Europa. Il delitto di San Stino è stata fissata per la prossima settimana l'autopsia sul corpo di Chiara Guerra, insegnante 53enne massacrata dal nipote di 17 anni. Gondoliere ricoverato con trauma cranico dopo essere rimasto ferito per aver perso l'equilibrio a bordo della sua imbarcazione in seguito a un'onda anomala. Sindaco di Venezia Venturini rilancia l'idea di aumentare per i prossimi anni in alcune giornate di punta la tariffa del contributo d'accesso dai 30 ai 50 euro. Sfuma il sogno della Reyer in gara 4, Milano vince ancora ed è campione d'Italia espugnando il Tagliercio con il punteggio di 72-86. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Andiamo subito sulle notizie di cronaca. In apertura del nostro telegiornale l'omicidio di Sergiu Utarna. Il 31 dicembre scorso è stata depositata in procura la relazione del medico legale. Il giovane barman è stato ucciso, dice, con un singolo colpo esploso a contatto. Un singolo colpo di arma da fuoco esploso a contatto con la parte sinistra del capo, uno sparo secco che ha provocato una morte quasi immediata nell'arco di pochi secondi. L'orrore dell'assassinio del barman 25enne Sergiu Utarna è tutto nelle 92 pagine depositate in procura a Venezia dalla specialista in medicina legale Giorgia Franchetti, relazione ora a disposizione anche della difesa dei due indagati. Da un lato l'ex agente di polizia locale Riccardo Salvagno, rappresentato dall'avvocato Guido Galletti, dall'altro l'amico Andrea Vescovo, difeso dal legale Fabio Crea. Ci sono delle evidenze che ovviamente da quel punto di vista confermano, al di là di aspetti di natura soggettiva, ma dal punto di vista della qualificazione, così come emergente dall'esame autoptico, chiaramente una qualificazione di volontarietà dell'omicidio. Ed è qui che si gioca la partita, perché finora l'ex vigile ha parlato di un colpo accidentale partito dalla sua pistola d'ordinanza, di una reazione istintiva, non di un'esecuzione. La dinamica che viene descritta e finanche astrattamente accertata sotto un profilo medico-legale non si pone in una netta contraddizione con le dichiarazioni rese da Salvagno. Per la difesa di Salvagno, quindi, le modalità dello sparo hanno quantomeno una lettura duplice. Possono deporre per un colpo ravvicinato sia compatibile alla dinamica descritta dal Salvagno, sia compatibile ad una dinamica che vedeva la vittima in una posizione di subordinazione. Ecco, non parlerei di una esecuzione a sangue freddo. Il colpo di pistola, l'unico colpo di pistola sparato quasi a contatto, e quindi questo consentirebbe di fare una valutazione in questo senso, a prescindere da altre considerazioni che riguardano l'elemento soggettivo e che sono oggi sotto valutazione di natura psichiatrica per entrambi gli indagati. Quanto alla vittima, riferisce l'autopsia, era cosciente al momento del decesso, per quanto presentasse tracce di alcol, cocaina e altre sostanze nel sangue, con il luogo dell'uccisione che coinciderebbe con quello del rinvenimento tra i campi di Malcontenta di Mira a fine dicembre 2025. Ora si attende il parere degli psichiatri, restano molti tasselli per ricostruire il movente, dall'esistenza di un video hot del quale Salvagno non voleva la diffusione a un giro di sostanze stupefacenti. L'omicidio di Marghera con la morte del 30enne di origine bengalese a 3 giorni dal violento pestaggio e ora caccia ai killer. Il ragazzo aveva parlato con i genitori e aveva detto: non preoccupatevi, è successa una cosa, mi riprendo, poi vi racconto cosa è successo. Poi questo racconto non è avvenuto perché il ragazzo è deceduto. Ora per la morte di Rakeb Kashem, 30 anni, di origine bengalese, sopraggiunta a 3 giorni dal violentissimo pestaggio, la Procura di Venezia procede per omicidio preterintenzionale a carico di ignoti.
Dalle immagini delle telecamere comunali, dalla Smart Control Room, si stanno cercando gli autori della violentissima aggressione, ovvero 4-5 uomini parrebbe di origine bulgara o comunque dell'Est Europa. Lunedì mattina all'alba il corpo esanime del trentenne giaceva qui, vicino al centro sociale Rivolta, ai bordi di via Fratelli Bandiera a Marghera, riversa a terra in una pozza di sangue, colmo di lividi ed ecchimosi in tutto il corpo, in coma ma ancora vivo. Ad accorgersi che qualcosa di grave era accaduto, una cliente del bar che si trova dalla parte opposta della carreggiata, come racconta la proprietaria di origine cinese. Quella solo visto la fermata alla locale polizia. E cosa le ha raccontato che ha visto la sua cliente? La mia cliente solo tetto ha trovato un ragazzo, la sola intera, però di resto anche io non sapevo niente. Rakeb abitava a Mestre con il fratello e i genitori nei pressi dell'ex ospedale Umberto I. Lavorava a Venezia come cuoco in un ristorante vicino al Ponte delle Guglie. Sarebbe diventato papà nell'arco di pochi mesi. Il cordoglio di tutta la comunità bengalese che sta vivendo un crescente clima di intimidazione, racconta Prince Aulader, chiede maggiore tutela e sicurezza per i cittadini di origine straniera. Ultimamente ci è stata consegnata una lettera di intimidazione con l'intestazione del Comune di Venezia, che era una lettera falsa, che ci sono tantissimi, c'è un clima diciamo un po' abbastanza grave e un po' calda qua a Venezia. Speriamo che questo clima si calmi. Gli inquirenti intanto continuano a indagare per capire se il trentenne si trovasse in difficoltà anche economica, tanto da aver avuto bisogno di chiedere prestiti a persone anche losche. Il delitto di San Stino di Livenza è stata fissata per la prossima settimana l'autopsia sul corpo di Chiara Guerra, l'insegnante 53enne massacrata dal nipote di 17 che agli inquirenti aveva confessato il delitto negli scorsi giorni. La donna, gettata nel fiume dal giovane da una prima ispezione dell'anatomopatologo Antonello Cirnelli, presentava almeno una trentina di coltellate in tutto il corpo. Non solo, ma aveva anche segni di bruciature, segno che il 17enne aveva tentato di darle fuoco per sbarazzarsi del corpo. Attualmente il 17enne è recluso nel carcere minorile di Rovigo. Questa sera invece alle 20:30 è prevista una fiaccolata per ricordare l'insegnante promossa dalla scuola dove insegnava, dal comune e dalla parrocchia di San Stino di Livenza. E invece torniamo all'aggressione alla nostra collega di Media Nord-Est. Nelle scorse ore ha depositato querela in questura. Sono stata in questura a Venezia dove ho sporto querela di parte per l'aggressione che ho subito in pieno giorno nel pomeriggio di ieri alle 14 in via Piave a Mestre, dove mi sono recata per documentare un fatto accaduto nelle ore precedenti. Via Piave a Mestre è da parecchi anni al centro delle cronache per una mancanza di sicurezza provocata soprattutto da una diffusa attività di spaccio. Ma difficilmente prima d'ora si era assistito in pieno giorno a minacce e intimidazioni come quelle subite dalla nostra collega Anna Maria Parisi, colpevole semplicemente di avere ripreso una strada. Due uomini di origine presumibilmente nordafricana si sono avvicinati intimandomi di non fare riprese e uno dei due in particolare ha cercato di strattonarmi e di immobilizzarmi bloccandomi con le spalle al muro e cercava di impossessarsi della telecamera e per questo mi strattonava anche delle borse. Ho cercato riparo presso un negozio, la pasticceria che si trovava proprio lì nei paraggi, perché uno dei due era veramente aggressivo e mi sono molto spaventata. Poi è arrivata la polizia locale. Sì, è arrivata la polizia locale perché ho chiamato io gli agenti della municipale, sono arrivati nell'immediatezza del fatto e mi hanno permesso di uscire dal bar dove avevo trovato riparo e di raggiungere la macchina aziendale. Mi hanno scortata fino alla macchina aziendale. Solidarietà ad Anna Maria Parisi è stata espressa dall'Ordine dei giornalisti, dal Sindacato Giornalisti Veneto e dal Comitato di redazione di Media Nord-Est, che ha definito l'aggressione grave e inaccettabile, auspicando che le autorità competenti facciano piena luce sulla
l'accaduto e che i responsabili siano individuati e perseguiti. Un messaggio di sincera vicinanza e solidarietà è arrivato anche dal presidente della regione Alberto Stefani. Una giornalista è stata aggredita, ha scritto Stefani, mentre esercitava quel diritto-dovere di informare che rappresenta uno dei pilastri di ogni società democratica. Bisogna reagire. Oggi gli strumenti ci sono, ho già scritto al Ministro rispetto a questa situazione perché non è l'unica e non è la prima e non devono essercene altre. Bisogna intervenire su via Piave con determinazione e chiarezza. Messaggi di vicinanza ad Anna Maria Parisi sono arrivati anche dal sindaco di Venezia Simone Venturini, dall'ex vice sindaco e consigliere regionale Andrea Tomaello e da Giuseppe Saccà del Partito Democratico di Venezia. Solidarietà e un abbraccio alla giornalista Anna Maria Parisi di Antenna 3 è stata espressa dal sottosegretario di Stato Andrea Morelli, responsabile Dipartimento Editoria della Lega. Massima solidarietà è stata espressa anche dal segretario generale della CGIL di Venezia Daniele Giordano e dal segretario generale della CISL del Veneto Massimo Paglini, che si auspica un impegno comune per respingere ogni forma di violenza e di imbarbarimento della società. Ultima pagina, la polizia ha arrestato un uomo nel veneziano per detenzione di ingente quantità di materiale pedopornografico. Coordinata dalla Procura di Venezia, l'indagine del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Veneto ha portato a una perquisizione personale, domiciliare e informatica che ha accertato la presenza di oltre 360 file pedopornografici nella disponibilità dell'indagato, poi arrestato in flagranza di reato. E con la truffa invece del finto carabiniere aveva rubato a 2 anziani preziosi e ben 7 pistole per un valore complessivo di 15.000 euro. Siamo a Mestre. La polizia lo ha intercettato e arrestato alla stazione ferroviaria di Mestre con ancora addosso il bottino che aveva rubato qualche ora prima a 2 anziani. Poco prima la coppia aveva denunciato al commissariato di Marghera di essere stata vittima della truffa del cosiddetto finto carabiniere e di avere subito il furto di monili d'oro, preziosi, denaro contante e anche diverse armi da fuoco. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato in flagranza di reato per truffa aggravata e porto abusivo di armi comuni in luogo pubblico. I poliziotti lo avevano individuato grazie alla descrizione delle vittime. Dentro il suo zaino sono stati recuperati ori, preziosi, collane di perle, orologi e le 7 pistole trafugate. In tutto il valore complessivo della merce si aggira attorno ai 15.000 euro. A Venezia invece un gondoliere è rimasto ferito dopo aver perso l'equilibrio a bordo dell'imbarcazione, riportando un trauma cranico e una temporanea perdita di conoscenza. È stato soccorso da un collega che ha allertato il SUEM e trasportato in ospedale in codice rosso per accertamenti. Secondo le prime verifiche, l'incidente non sarebbe stato causato da una collisione ma da un'onda anomala generata dal passaggio di un mezzo acqueo nei pressi dello stadio di San Simeon, vicino alla stazione di Santa Lucia, dove la gondola era ormeggiata. Il fenomeno sarebbe stato amplificato dalla bassa marea, circa di meno 30 cm, e la cosiddetta restia, un moto ondoso tipico della laguna che può creare onde improvvise e instabili. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale per i rilievi del caso. E nel giorno della visita del presidente Mattarella in città, il sindaco Venturini, a domanda dei giornalisti, rilancia l'idea di aumentare per i prossimi anni in alcune giornate di punta la tariffa del contributo d'accesso per il turismo pernottante. Nel giorno della visita a Venezia del presidente Mattarella, il sindaco Simone Venturini, rispondendo alle domande dei giornalisti, ribadisce la sua idea che sarebbe corretto eventualmente nei prossimi anni alzare in alcune giornate di punta la tariffa del contributo di accesso, tra i 30 e i 50 euro giornalieri. Andrà presto a Roma Venturini, ma ricorda che la discussione su questo tema, più che con il Capo dello Stato, sarà anzitutto con il Governo. Io mi immagino di chiedere un innalzamento della soglia, che oggi è massimo di 10 euro, per poter rendere ancora più disincentivante la scelta di alcune giornate in cui le prenotazioni sono già molte. Ma io credo che un range tra i 30 e i 50 euro sia intelligente. La misura riguarda solo il turismo di giornata, non quindi quello che pernotta in città, e l'Associazione Veneziana Albergatori si dichiara pienamente favorevole da sempre. Siamo pienamente d'accordo con il sindaco Venturini nel bisogno di rivedere una tariffazione più elevata nei momenti in cui c'è massima pressione in città, quindi una tariffa mobile con un tetto che vada tra i 30 e i 50 euro in città è uno strumento che può essere utile
o per far riflettere su qualcuno che magari può venire nei periodi di bassa stagione, che sono tra novembre fino a febbraio, dove la città è perfettamente accessibile e dove può essere dato un contributo. E noi riteniamo che sia sempre giusto dare un contributo per poter manutenzionare la città e tenerla pulita e con dei servizi di alto livello. Intanto l'AVA ha già incontrato nella sua prima assemblea la nuova assessora al turismo Silvia Peruzzo Meggetto, che raccoglie il testimone proprio del sindaco Venturini. Chiunque utilizza la città è giusto che possa dare un contributo. E se è spiegato correttamente, l'ospite lo capisce e lo paga volentieri. Avere una tariffa mobile che permetta di arrivare anche a tetti importanti, appunto tra i 30 e i 50 euro, permetterà ad essere o far sì che venga valorizzato davvero quel momento in cui la persona vuol venire, oppure fare una riflessione sul fatto che si può venire in un altro momento dove ci saranno delle tariffe probabilmente più convenienti. Sono state donate nuove apparecchiature all'Ulstre Serenissima. È un dono di nuove strumentazioni mediche che complessivamente vale 125.000 euro, quello che attraverso l'organizzazione di volontariato Cuore Amico di Mirano e il Rotary Club di Noale dei Tempesta è entrato nella disponibilità dell'Ulstre Serenissima e di migliaia di pazienti per offrire diagnosi più rapide e cure migliori. Ed è anche un dono che vuole essere la dimostrazione del sostegno che le associazioni del territorio garantiscono ad un patrimonio comune come la sanità pubblica. Abbiamo sempre più bisogno di creare rete con i cittadini, le associazioni rappresentano i nostri cittadini, oltre al fatto che con le associazioni e tramite le associazioni abbiamo avuto oggi la possibilità di vedere sul campo la loro azione con la donazione di ecografi e donazione di densitometri, che sono molto importanti per un'azione di prevenzione oltre che l'azione ospedaliera. Cuore Amico ha donato alla cardiologia di Mirano un ecocardiografo, un ecografo portatile e 3 monitor multiparametrici. L'associazione si è inoltre impegnata a sostenere un master di formazione sull'utilizzo specialistico della risonanza magnetica per uno dei cardiologi dell'equipe. Cuore Amico fa attività di prevenzione cardiovascolare sul territorio. Siamo presenti in 17 comuni nelle domeniche mattina, dove facciamo misurazioni gratuite per la popolazione di glicemia, colesterolo, misure pressorie, e diamo la possibilità di dialogare con un cardiologo. Il Rotary Club di Noale dei Tempesta ha donato alla radiologia della Casa della Comunità di Noale un apparecchio per la densitometria ossea. Misura la quantità di minerali nelle ossa, effettua la diagnosi precoce dell'osteoporosi e la sua stadiazione e controlla l'efficacia della terapia farmacologica. Nel momento in cui abbiamo presentato questo service e abbiamo raccolto via via, passo dopo passo, i fondi, abbiamo capito quanto i soci ci credono e si sono sentiti responsabili nell'attuarlo. Un dialogo tra Pietrangelo Buttafuoco e Massimo Cacciari, quello che è avvenuto alla biblioteca dell'Archivio Storico della Biennale di Venezia. Mettere di fronte 2 dei più importanti intellettuali del panorama culturale nazionale ed internazionale, come il presidente della Biennale di Venezia Pietrangelo Buttafuoco, legato a una formazione culturale di centrodestra, e Massimo Cacciari, filosofo, ex sindaco di Venezia e bandiera del centrosinistra. I due, pur su 2 fronti di partenza contrapposti, sono legati da stima reciproca e amicizia e hanno dialogato volentieri sull'opera Gli ultimi giorni dell'umanità, perché compito della Biennale, come hanno detto i presenti, non è solo quello di promuovere mostre da esporre, ma anche creare un dialogo e un laboratorio culturale. Alla biblioteca dell'Archivio Storico della Biennale a Castello l'incontro è stata un'ottima occasione per riscoprire questa importante vocazione culturale per Venezia. Molto interessante e anche complicato nella realizzazione, che però ha una sua efficacia. Il racconto di un capolavoro, qual è? Gli ultimi giorni dell'umanità di Karl Kraus, il racconto fatto da Massimo Cacciari. È stato un evento speciale e molto particolare, l'occasione per riflettere, dialogare e riscoprire temi molto importanti e attuali, anche per la società di oggi, con Venezia sempre sullo sfondo. Gli ultimi giorni dell'umanità di Kraus sono un grande dramma, una delle opere di teatro e non solo più importanti del Novecento, e quindi è chiaro che la sede ideale per presentare questa lettura, commento lettura di un'opera così straordinaria fosse la Biennale. Cacciari richiama il ruolo
educativo delle istituzioni culturali. Terminare un luogo dove le opere che vengono mostrate vengono commentate, criticate, e questa è la funzione educativa di un ente culturale come la Biennale, e ritengo davvero che l'attuale presidente Buttafuoco lo stia interpretando nel modo migliore. Sport, adesso il basket sfuma il sogno scudetto per l'Umana Reyer, che al Tagliercio ha perso gara 4 per 72-86 contro l'Armani Milano. Il match ha portato al 3-1 la serie per lo scudetto, che ha perso la strada della Lombardia. Le due squadre hanno giocato un primo tempo sostanzialmente equilibrato, ma dalla seconda metà di terzo quarto Olimpia ha allungato progressivamente fino al vantaggio a doppia cifra. Reyer esce comunque a testa alta in una stagione che l'ha vista protagonista fino all'ultimo della corsa scudetto. L'ultima notizia prima di chiudere il telegiornale: vi ricordo gli appuntamenti della rete Antenna 3 alle 21 stasera dal Duomo di Gemona, in diretta alla serata con i cori alpini. Domani sabato dalle 8:15 e per tutto il giorno collegamenti da Gemona, da Tarvisio e da alcuni dei cantieri che videro protagonisti gli alpini nella ricostruzione dopo il terremoto. E poi ancora domenica dalle 7:15 del mattino racconteremo lo sfilamento per le vie di Gemona fino al passaggio della Stecca con gli alpini, tutto il raduno del terzo raggruppamento in diretta su Antenna 3. E con questa notizia è davvero tutto, grazie per averci seguito. Il meteo come sempre dopo la sigla, a seguire il TG di Treviso. Una buona serata, arrivederci.